Instrumenta Design Junior 2020. L'antico ispira il contemporaneo. Il reperto archeologico ispira i creativi a sviluppare oggetti d'uso quotidiano. Grazie alle direzioni di 9 musei archeologici ci mettiamo in gioco, accompagnando i partecipanti a scoprire manufatti millenari dall'aspetto particolare e che servivano come instrumenta, cioè oggetti di tutti i giorni. Questo per il concorso internazionale che nasce a Venezia e attraversa tutta l'Italia. Intervista al reperto. Anfore. Di che materiale siete fatte? Siamo fatte di terracotta. In che epoca siete state create? Siamo state create intorno al I secolo d.C., in epoca romana. Di che colore siete? Di un color marrone, arancione chiaro. Chi vi usava? Ci usava coloro che volevano contenere e trasportare grandi quantità di cibi e bevande. Siete decorate? No, non siamo decorate, ma abbiamo un bollo, cioè una iscrizione che dice chi ci ha fatte e quindi dove, in quale luogo siamo state fatte. A cosa servivate? Servivamo a contenere grandi quantità di olio, vino, frutta, salsa di pesce e altri cibi o bevande. Ed avevamo una forma così ben fatta da poter essere trasportate in grande quantità all'interno delle navi che solcavano le acque del mare Mediterraneo. Dove siete state trovate? Proprio in fondo al mare. Davanti a Caorle ci hanno portato alla luce gli archeologi subacquei. Di che materiale e come sareste fatte oggi? Oggi siamo più piccole ma anche più grandi, fatte di vetro, siamo fatte di plastica, ma possiamo essere fatte anche in materiali come il Tetra Pak o altri che ci permettono di essere portatrici di cibi anche in luoghi molto freddi come i freezer o molto caldi come i forni. Intervista al reperto Ancora. Di che materiale sei fatta? Sono fatta di piombo. In che epoca sei stata creata? Sono stata creata tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo d.C., in epoca romana. Di che colore sei? Un colore che assomiglia all'argento, quello del piombo. Chi ti usava? Mi usavano i marinai che quando navigavano dovevano avermi assolutamente a bordo delle navi. Sei decorata? No, non sono decorata. A cosa servivi? Servivo per tenere ben ferma l'imbarcazione quando sostava in rada, cioè nel punto più vicino al porto, ma con una profondità dell'acqua sufficiente a non far incagliare l'imbarcazione. Dove sei stata trovata? Sono stata trovata in fondo al mare. Una parte di me, quella in piombo, è stata recuperata, mentre la parte in legno e corde non si è conservata, ma al museo potete vedere come mi hanno ricostruita. Di che materiale e come saresti fatta oggi? Oggi sono fatta in altri metalli, in acciaio,
sono fatta in plastica e ho forme molto diverse, ma sono ancora oggi molto importante per chiunque navighi a bordo di una nave. Intervista al reperto. Spazzolino da denti. Di che materiale sei fatto? Sono fatto in osso di tartaruga e avevo le setole in pelo animale. In che epoca sei stato creato? Sono stato creato nei primi anni del 1800 d.C. Di che colore sei? Sono di un color grigio marroncino, il colore proprio del guscio della tartaruga. Chi ti usava? Mi usavano i marinai, i soldati, chi era a bordo di questa grande imbarcazione a vela che si chiamava Mercurio. Sei decorato? No, non sono decorato. A cosa servivo? Servivo a tenere in salute, puliti e anche freschi coloro che mi usavano tutti i giorni, insieme ad altri oggetti che servivano a condurre una vita che poteva essere per mesi lontana da terra mentre si navigava in mezzo al mare. Dove sei stato trovato? Sono stato trovato giù in profondità nelle acque del mare Adriatico di fronte a Caorle, vicino a molti altri oggetti recuperati dal brigantino Mercurio, affondato il 22 febbraio del 1812 in una battaglia navale molto famosa. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi sono molto utilizzato e quasi sempre sono fatto di plastica.